Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Questa sera comincia la stagione teatrale 2010-2011 al Teatro Bellini di Montagnana. Una parte delle serate saranno dedicate al cabaret di grandi artisti italiani. Questa sera comincerà Raul Cremona, ma tanti altri saranno i protagonisti di questa stagione teatrale. Ci sarà una parte più impegnata con la compagnia Proto Teatro e chiederemo qualcosa a Piero Del Pra, responsabile del gruppo. Una compagnia teatrale amatoriale, però professionale a livello di capacità. Da tanti anni che lavoriamo, ci siamo fatti una bella esperienza, per cui adesso noi calchiamo i palcoscenici di teatri dove compagnie professionali lavorano e ci siamo anche noi. Nasce esattamente dall'area di teatro che abbiamo fatto respirare noi a Montagnana molti anni fa. Diciamo che è un continuo perfezionamento, un continuo aggiungere esperienze nuove, personaggi nuovi e dando a tutta la rassegna un'impronta professionale sicuramente degna di una città. Andiamo adesso a conoscere Gianluca Argenton che ci dirà com'è stata l'esperienza organizzativa di questa manifestazione, di questa stagione teatrale. È un'attività piuttosto impegnativa ma trova soddisfazione in queste serate, in questi eventi, quando il teatro si riempie. È la prima volta che pianifichiamo una vera e propria stagione teatrale. L'idea comunque era quella di coprire l'intero periodo da novembre, da fine ottobre, inizio novembre fino a marzo. Si apre con il grande appuntamento, il più grosso appuntamento, che è con Raul Cremona. Seguirà la 5 Stelle Teatro, appuntamento ormai consolidato. Ci sarà Enrico Bertolino. A chiudere l'intera stagione ci sarà Angela Finocchiaro. Questa sera inizia la 5 Stelle Teatro e di questo l'amministrazione comunale non può che ringraziare la Proto Teatro di Montagnana, che si dimostra essere sempre in prima linea in ciò che è cultura, teatro e spettacolo. Sono interventi che non fanno altro che bene alla città, perché comunque richiama in un luogo storico come il Bellini di Montagnana tantissima gente. Quello che si auspica è che la gente venga non solo a questa serata, ma anche alle prossime, perché meritano veramente, per la qualità e per l'impegno che la Proto Teatro mette sempre in questi tipi di eventi. Questa è sicuramente un'iniziativa fondamentale, perché è uno dei modi migliori per avvicinare i più giovani o i giovanissimi a questo tipo di realtà. La settimana prossima cominceranno le 5 serate di 5 Stelle al Teatro, organizzate dalla compagnia Proto Teatro, dopodiché torneranno i grandi comici che tutti conosciamo grazie agli sketch televisivi e alle trasmissioni televisive del grande cabaret italiano. Sta per finire questa bellissima serata montagnana, la galleria era strapiena come strapiena era la platea e Raul Cremona ci ha fatto divertire con le sue sketch, i suoi protagonisti, i suoi personaggi, il suo teatro, la sua magia e il suo humor. La gente si è divertita, questo è l'importante, una serata veramente bella per tutti gli abitanti di Montagnana. La scelta è un indovino molto semplice, è veramente